Buongiorno, siamo qui davanti all'Istituto Marcora di Inveruno dove da alcuni giorni è in corso una curiosa protesta da parte di un gruppo di docenti che praticamente, come vedete alle mie spalle, si sono messi a proseguire la normale attività di didattica a distanza, però all'esterno dell'istituto, al freddo. Questo per cercare di dare un messaggio particolare, che adesso ci spiega qual è la signora, la professoressa Simona Rosa. Grazie. Sì, allora la nostra protesta in realtà si unisce fondamentalmente al coro delle proteste che gli studenti, i professori e i genitori stanno portando avanti da mesi, ma soprattutto negli ultimi tempi, nei confronti non tanto della didattica a distanza di per sé, che comunque ormai è chiaro che è stata del tutto sostituita alla didattica in presenza, almeno per noi delle superiori ovviamente, ma quello che vogliamo, quello che chiediamo è che ci sia almeno la percezione di un interesse da parte delle istituzioni nei confronti della scuola. Noi come scuola siamo pronti, abbiamo fatto grandissimi investimenti, grandissimi sforzi per tutta estate e negli ultimi tempi per ripartire come l'ordinanza ministeriale aveva dichiarato l'11 gennaio. Questo non è stato possibile non a causa nostra, ma a causa di tutto l'insieme extrascolastico, a partire dai trasporti. Noi non ci stiamo, noi a questo non ci stiamo, noi siamo qua proprio per far vedere che siamo pronti a ripartire, siamo qua con i nostri mezzi, siamo qua al freddo tutte le mattine e vogliamo rientrare in sicurezza, chiaramente. Siamo di fronte un po' al paradosso che abbiamo una scuola che sarebbe pronta per ripartire anche subito, però c'è il problema che soprattutto dei trasporti di questi ragazzi che magari in questo caso arrivano anche da lontano e che non riescono a... Certamente, perché la nostra platea per la maggior parte dei casi non arriva da Inveruno ma arriva da paesi limitrofi, quindi è imprescindibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto ed è proprio su qua che stiamo cercando di porre l'attenzione. È questo il vero problema, ma la scuola non può risentire ancora dopo un anno di problemi collaterali. Noi siamo pronti e vogliamo ripartire a tutti i costi. È impossibile dare ai ragazzi un messaggio quale quello che si sta dando ad esempio nelle zone gialle, nelle regioni gialle dove è tutto aperto, è possibile andare al McDonald's, al ristorante a pranzo, ma non è possibile poi stare in classe, è possibile andare a fare l'aperitivo, ma non è possibile stare in classe. Questo è sbagliato, i ragazzi sono stanchi, sono devastati emotivamente da tutta questa situazione e noi con loro. Invece ad un altro collega chiediamo invece qual è la risposta dei ragazzi a questa protesta, cosa ne pensano e come funziona la didattica a distanza fatta qui fuori al freddo. Ma guardi, funziona come funziona diciamo, da fatta al caldo e nel mio caso non funziona, cioè per quel che mi riguarda secondo me la didattica a distanza non sta funzionando bene. Io lo osservo, vedo che c'è scarso interesse da parte degli studenti, c'è scarsa partecipazione. Poi io insegno matematica, ci sono diversi studenti che già hanno delle lacune, delle difficoltà e io faccio veramente fatica a seguirli e mi manca tutta la parte teatrale dell'insegnamento, cioè essere in classe, lo scherzo, anche tutto quello che riguarda stare insieme ai ragazzi. Questa è una grossa mancanza che secondo me invece è fondamentale per l'apprendimento, cioè l'apprendimento è qualcosa che è complesso da spiegare, cioè adesso faccio fatica a spiegarlo così a braccio, però è una cosa che non può prescindere dallo stare insieme dal punto di vista umano, dalla fiducia, tutto quello che riguarda la relazione umana. E noi andiamo avanti così fino a oltranza, speriamo presto di rientrare in presenza e di rientrare in classe con i nostri studenti. Ecco.